Il nostro è uno studio che ha una caratteristica ed è la flessibilità. Siamo in un territorio in cui credo che saremo probabilmente fra gli studi più importanti a livello di numeri, dal piccolo imprenditore con la piccola partita IVA a gruppi importanti della zona che arrivano anche a 100 milioni di fatturato. Sistemi l'ho conosciuto perché con l'acquisizione che lui ha fatto di un software specialistico, Sistemi è subentrato in un contratto, io mi sono incontrato con il dottor Bianchi nella notte dei tempi, ci siamo capiti e siamo qua. Quando si è scelta la software house giusta, bisogna cercare di restare con quella referenza, perché la scelta nostra di restare con Sistemi è stata vincente, perché ci sono stati dei miei clienti, così come dei miei colleghi, che invece hanno nell'arco di 10 anni cambiato più volte. La nostra scelta è stata quella di dire restiamo con Sistemi, troviamo una soluzione adeguata con Sistemi, diamo fiducia ai Sistemi. Per noi veramente il cloud è stata una scommessa vincente, ti toglie l'ansia dell'hardware, ti toglie l'ansia della prestazione dell'hardware, dell'aggiornamento del sistema. Su questo dobbiamo essere sinceri, onesti. Sistemi ci ha seguito e ci sta seguendo veramente molto bene. Riesce sempre attraverso una serie di aggiornamenti ad apprendere e ad inserire direttamente nel gestionale tutte le normative quasi in tempo reale. Il punto forte di Sistemi può essere sicuramente anche l'assistenza, perché quando ci troviamo di fronte ad una problematica, ad un errore, ad una incomprensione, ad un qualche cosa che non gira, qualcosa che non va, Sistemi risponde immediatamente. Io credo che in questo momento i professionisti devono essere all'altezza dei propri clienti e non il contrario. Quindi il professionista deve investire sul proprio lavoro, crederci. In questo momento dobbiamo anche rinunciare a volte al guadagno, perché ci viene chiesto uno sforzo maggiore e sicuramente questi mesi, speriamo questi mesi brevi, resteranno poi comunque nella nostra memoria e nella memoria dei nostri figli come mesi difficili. Il 2020 sarà ricordato come un anno particolarmente difficile nella storia, però noi ci siamo e dobbiamo pensare che in questo momento la nostra opera, quella di tutti, è fondamentale per riuscire a passare questo momento. Ma io sono sicurissimo che lo passeremo e quindi il messaggio è solamente di grandissimo ottimismo, di speranza, restando però sul pezzo, restando qua, restando al comando della nave e la porteremo in porto tutti quanti assieme.